giornata piuttosto tragica, non sono stato bene per nulla, probabilmente non ho digerito la cena di ieri e stamattina quindi la preparazione è andata molto a rilento, non sono stato bene nemmeno stamattina, ho dato di stomaco e adesso invece va meglio. Sono già, vabbè, saranno già le 10, penso 10 e passa, però adesso iniziamo a preparare la tenda e vedere di andare da qualche parte e cercare di sistemare un attimo questo stomaco che fa scherzi. C'è di buono che qua lungo il Tanaro è uscito il sole e non c'è neanche la nebbia e quindi deve essere una bella giornata, bella calda oggi. Siamo lungo la ciclabile che collega Alba a Pollenzo. Ora mancano 8 km a Pollenzo e da lì risaliremo i bricchi, le colline delle Langhe. Questo tratto di pianura fino a Pollenzo mi ha decisamente aiutato a smaltire un po' il malessere di questa mattina e di questa notte. Adesso sto abbastanza bene, ho delle occhiaie che sono più lunghe del solito, ma sono pronto per affrontare queste colline delle Langhe e quindi adesso gustiamoci ancora un po' di chilometri di pianura, una bella merenda e poi ripartiremo verso la Liguria. Ci troviamo nella piazza centrale di Pollenzo. All'epoca in cui fu fondata dai Romani nel secondo secolo a.C. si chiamava Pollenzia e si trova adagiata sulle rive del fiume Tanaro, che è un fiume navigabile fin dalla preistoria, quindi ottimo per lo sviluppo commerciale dell'area. E adesso qua in questa piazza si trova la sede dell'Università di Scienze e Gastronomia gestita da Slow Food, la chiesa di San Vittore e poi l'antico portale di accesso alla città. Siamo nella zona archeologica, degli scavi archeologici, anche se non sembrerebbe, ma questa che stiamo percorrendo è in realtà una via costruita sulle mura dell'antico anfiteatro. Se qualcosa forse lì si è conservato, e questo anfiteatro poteva ospitare fino a 10.000 spettatori e era davvero un'opera imponente della Pollenzia romana. Siamo usciti da Pollenzo, solo che abbiamo sbagliato il bivio perché stiamo un po' navigando a vista oggi e niente, abbiamo imboccato una strada abbastanza trafficata e per fortuna adesso siamo riusciti ad uscirne e cerchiamo di ritrovare la strada, la retta via. Speriamo che questa strada in mezzo alle serre ci riconduca verso dove, vero? Cherasco. Dopo un'ora persa a girovagare per le campagne cuneesi ci ritroviamo praticamente a 1 chilometro da Pollenzo e su una strada che è di nuovo trafficata. Vabbè, comunque adesso speriamo che duri poco e che arrivi presto a Chignasco e come sempre cerchiamo di evitare le strade trafficate e ci imbattiamo in strade disastrate. Giornata decisamente storta anche dal punto di vista delle fontane. Finalmente, vediamo se riesco a farvela vedere, ne abbiamo trovata una aperta
perché qua ormai l'inverno è arrivato e le fontane vengono chiuse quasi tutte. Adesso siamo ancora in fondovalle nelle Langhe e non abbiamo, diciamo che oggi è stata una giornata buttata dal punto di vista paesaggistico. Abbiamo fatto il fondovalle, adesso proseguiremo verso Dogliani e lì saliremo finalmente nel cuore del territorio, sperando domani e dopodomani di godercene un po'. Anche per oggi abbiamo trovato il posto dove piazzare la tenda vicino a una chiesetta. Non è il posto ideale perché c'è un po' di case, un po' di cani qua intorno, però la luce sta scendendo velocemente e noi abbiamo bisogno di piazzare la tenda e quindi ci accontentiamo di quello che c'è.